Oggi vi voglio presentare un prodotto particolare, il Leonardo Inverter 4.0 di Zanetti. Zanetti, un'azienda italiana. Un generatore di corrente compatto, silenziato. La corrente che esce da questo generatore è inversa. Questa macchina, diciamo che la andremo a proporre su quella categoria di macchine molto piccole che può essere usato a casa quando manca la corrente, può essere utilizzato in campeggio, può essere utilizzato in caso di problemi se uno deve diciamo spostarsi oppure per le fiere. Una cosa sostanzialmente si differenzia da tutti gli altri è che ha anche un telecomando per l'accensione a distanza, perché è provvisto di una batteria di ioni di litio che mi consente fino a 50 metri di distanza di poterlo mettere in moto. Cosa significa? Che se io sono a casa mia e non ho il posto vicino a casa, ma ho la tettoia perché lo voglio riparare, anche se questo possiamo permetterci di lasciarlo alla pioggia, e voglio accenderlo e rimanere dentro in casa perché ho la necessità, con una distanza di fino a 50 metri lo posso fare. Run e poi on. E per spegnerlo sempre con il telecomando. Diciamo quello che ci distingue un po' sul mercato attualmente è la possibilità, sì, come diceva giustamente Maurizio, di poterlo accendere col telecomando. C'è la possibilità di accenderlo a strappo o di accenderlo a pulsante, quindi abbiamo 3 alternative per l'accensione. È molto compatto e leggero perché parliamo di 19 kg di peso, quindi penso sia più leggero della sua categoria. È un 26 cm x 46, quindi molto contenuto negli spazi. Possiamo averlo che può essere montato in parallelo, quindi chi gli serve più di 2 kW può metterne il 2, 3, 4 finché vuole, quindi ha già la possibilità in parallelo. Come sicurezza in più su questo generatore abbiamo anche la spia dell'olio, quindi non dobbiamo neanche preoccuparci se finisce l'olio, si avverte lui con una spia. Ha già come optional di serie la presa o accendi sigari USB, quindi anche questo è già in dotazione. Può salvaguardare quello che è la necessità di correnti in alcuni posti dove viene tolta la corrente. Anche perché dobbiamo dire che quanta autonomia ha. Abbiamo 4 ore di autonomia con un pieno, tiene 4 litri di benzina, quindi diciamo che per il peso che ha il suo lavoro lo fa. Se avete bisogno cliccate nel link in descrizione e a tutti buona corrente.